Danilo Verruso. Allora, anche quest'anno parte Oltrevigata con tantissimi appuntamenti, ma al di fuori degli appuntamenti che li conosciamo, qual è il significato che si vuole dare a questo evento a Porto Empedocle, la città di Montalbano, la città di Andrea Camilleri? Qual è il significato? Intanto c'è un tema preciso, che è il ritorno al sud, con delle coordinate, se vedete sotto, sono le coordinate di Porto Empedocle. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di ridare linfa vitale al nostro territorio, alla nostra Sicilia, al nostro territorio agrigentino in particolare, e vogliamo che si freni questo spopolamento, questa fuga di giovani che c'è in atto in questo momento. Vogliamo invece che i giovani siciliani rimangano qui e che ritornino di nuovo qui in Sicilia a investire le proprie energie, il proprio sapere e il proprio tempo. Beh, siamo alla settima fiera, quando abbiamo iniziato non l'avremmo mai detto. È una cosa veramente, non nego che mi sento anche un po' emozionato, perché è davvero molto bello essere arrivati alla settima fiera. Di questo devo ringraziare innanzitutto i ragazzi di Oltrevigata, tutti coloro i quali nel tempo hanno appoggiato, hanno lavorato per Oltrevigata, e gli appuntamenti sono tantissimi. Quest'anno ogni anno si arricchisce. Il più bello è quello di domenica, è il più significativo, ecco, diamo appuntamento a tanta gente, oltre agli eventi culturali che non sono di meno, ma sicuramente la passeggiata nel centro storico. Sì, dall'appuntamento di stasera in cui parleremo di mafia e comunicazione, a venerdì con il dottor Ignazio Caruana, biologo, e poi Pino Aprile che chiuderà la fiera, ma quello che a noi preme tantissimo e sul quale stiamo investendo tantissimo tempo e forze è percorsi d'inchiostro sulle orme del commissario Montalbano. Intanto siamo orgogliosi di aver realizzato insieme all'associazione Oltrevigata questa fiera delle associazioni, segno anche di una continuità culturale in Porto Empedocle, di un dinamismo della città. Non sono eventi culturali, ma in contemporanea in questa fiera ci sono per esempio un angolo per la lettura, eventi formativi per bambini. In atto appunto abbiamo cominciato con un teatro di marionette gentilmente offerto a Pietro Siracusa sulla raccolta differenziata, che è una tematica molto importante su cui tutti noi puntiamo. Questo pomeriggio ci sarà un importante convegno sulla mafia e il rapporto con i mass media, quindi sull'immagine che la mafia ha, con tanti illustri relatori, e gli eventi si susseguiranno ogni giorno. Inaugureremo un pannello donatoci dall'Accademia Belle Arti Michelangelo, dal dottor Prado, che raffigura Pirandello e un piccolo verso della sua opera, di cui andremo orgogliosi senz'altro e che donerà con tanto onore a noi e alla cittadinanza di Porto Empedocle. Siamo orgogliosi di questa collaborazione con le associazioni culturali di questo paese, che collaborano in un clima di condivisione con questa amministrazione. Oggi si parte a gonfie vele, innanzitutto con la partecipazione dei bambini più piccoli, dove va seminato il seme appunto della tutela dell'ambiente, riguardo la tutela dell'ambiente, quindi si parla di raccolta differenziata, tutela ed integrità dell'ambiente, in cui la Capitaneria di Porto è molto impegnata, come voi sapete. Quindi rivolgo un plauso all'associazione Oltrevigata, a tutte le associazioni, all'architetto Verruso per questi 3 giorni veramente interessanti e densi di attività non comuni, ecco, mi piace definirle così. Quindi buon vento e buon fine settimana della cultura.